Quanti di voi hanno notato la scritta Solari Udine sulla macchinetta per le timbrature quando entrate in ufficio? Cosa significa Solari Udine? Andiamo a scoprirlo insieme. Ciao a tutti, siamo in Friuli Venezia Giulia, a Pesaris, il famoso paese degli orologi. Andiamo a vedere il perché di questo nome. Il nome Pesaris deriva dalla presenza della Pesa della dogana, che controllava i traffici commerciali tra Carnia e Comelico. Pesaris è una frazione del comune di Prato Carnico. Questo piccolo paese è uno dei centri italiani più importanti per quanto riguarda la produzione di orologeria e dove ha sede la ditta Solari Udine SpA. La Solari Udine è resa famosa per l'invenzione dell'orologio a palette, sistemi di rilevazione presenze e tabelloni informativi al pubblico. La produzione degli orologi a Pesaris è documentata fin dagli inizi del XVIII secolo. Dal 2000 è stato realizzato a Pesaris un progetto chiamato Il Paese degli Orologi. Questo prevede la costruzione, tra le vie del borgo, di orologi monumentali che rappresentino l'evoluzione dell'industria locale. In questo video vi proponiamo una selezione delle opere realizzate.